Pomeriggio 17:30, puntualissimi partiamo. Questa è la seconda edizione dell'edizione straordinaria. Staremo insieme fino alle 18, quindi abbiamo circa una mezz'oretta per parlare delle notizie della giornata. Allora, quello che è stato detto un po' nel corso della conferenza stampa del presidente Zaia con il primario di microbiologia di Treviso, che di fatto coordina tutti i laboratori del Veneto, è una notizia di fatto senza precedenti, ovvero quella che il virus si starebbe spegnendo. Una notizia importante, corroborata ovviamente da dei risultati che sono quelli del confronto sui 60.000 tamponi che sono stati eseguiti a partire dal mese di giugno in 4 laboratori dei 14 di tutto il Veneto. In questi risultati è contenuta il numero di positività. Pensate, mi faccio aiutare dalla notizia dell'ANSA, su 60.000 tamponi 210 sono risultati positivi. Di questi 199 sono non infettanti, quasi certamente, e solo i positivi infettanti come a inizio epidemia. Di fatto nel corso della conferenza stampa è stato spiegato perché il virus si sarebbe indebolito. Ovviamente è stata molto importante la quarantena, quindi questo lungo periodo di lockdown che ha permesso di fatto al virus di essere isolato, ma ci sono anche delle mutazioni che il virus ha subito e che dunque lo hanno reso meno importante, meno contagioso e di fatto meno cattivo rispetto al virus che abbiamo conosciuto tra febbraio e marzo, e questa è una notizia molto importante. Ci saranno anche dei test diagnostici che sono allo studio, che potrebbero rilevare sia la presenza del virus ma anche della normale influenza, e di vaccinazioni contro l'influenza, la classica influenza che ormai conosciamo, che arriva tutti gli inverni. Parleremo con la responsabile del servizio vaccinazioni dell'ULSS 2 di Treviso, la dottoressa Anna Pupolo. Stiamo attendendo in collegamento e poi parleremo anche con Don Dante Carraro, il presidente di Medici con l'Africa QAM, perché oggi è la giornata del rifugiato. Ma nell'attesa di poterci collegare con la dottoressa Pupo, vi facciamo vedere un servizio che è stato realizzato dalla nostra redazione di Vicenza. Ci sono dei fondi che sono in arrivo per i titolari dei locali o comunque per gli esercizi pubblici sul nostro territorio, e il giornalista, il nostro collega, è andato a sentire proprio da bar e locali che cosa ne pensano. Diciamo che è un aiuto sicuramente in più, anche perché forse questi li prendiamo sicuramente, perché quelli dello Stato è sempre vi arrivano, ve li diamo, però non si vede niente. La regione mi fido già di più, che sicuramente se Zaia è riuscito a predisporla vuol dire che riesce a darceli, se no non l'avrebbe secondo me messo in atto questo bando. Speriamo che sia un aiuto, perché qua veramente la situazione non è che sia tanto bella. È sicuramente utile perché c'è ancora poco movimento alla sera, ci sono solo i classici giovani da bar. Però le famigliole, le coppiette che si fanno la passeggiata fanno un po' fatica a girare, quindi un aiuto dallo Stato, dalla Regione sono sempre bene accetti. Io ho anche letto praticamente tramite associazioni artigiani che c'è questo prestito di Covid a fondo perduto, se lo speriamo bene, visto appunto la perdita, parlo più anch'io, ho appena cambiato attività la zona, e sì che speriamo che sia una cosa reale e che appunto ci aiuti a riprendere, perché c'è stata una bocca di ossigeno all'inizio di attività, però ora purtroppo è decaduto tutto. Indubbiamente quello che può aiutarci, un aiuto in più, dopo bisogna vedere come arriva, quando arriva e tutto insomma. Come sta andando con quelli dello Stato? È arrivato qualcosa? Quello Stato qualcosa è arrivato, le ragazze ancora niente. Sicuramente che servono, in questo momento sì. Stavo parlando col signore proprio che ci voleva proprio un aiuto in più, perché non... Come sta andando con quelli statali? A gocce. Dai locali di Vicenza invece ci spostiamo a quelli di Treviso. Sapete che da ieri è in vigore l'ordinanza, che è un'ordinanza a tempo determinato, durerà soltanto 10 giorni, anti-assembramento. Sostanzialmente dalle 21 della sera fino alle 3 di notte non si potranno consumare bevande al di fuori degli spazi in cui sono state somministrate, quindi bisognerà restare dentro ai plateatici. Vediamo.
Devo dire che il bilancio che possiamo tracciare dalla prima serata, cioè ieri sera, è assolutamente positivo. Quindi abbiamo potuto verificare nuovamente una grandissima collaborazione anche da parte dei gestori. Chi non rispetta la nuova ordinanza del Comune di Treviso in vigore fino al 29 giugno rischia una multa fino a 3.000 euro e nel caso di un gestore la sospensione dell'attività per 5 giorni. È stata firmata dal sindaco dopo le situazioni di assembramento che si sono verificate in centro storico nelle piazze a tarda sera. Da ieri per 10 giorni non sarà più possibile consumare bevande alcoliche fuori dal luogo di somministrazione, ovvero i plateatici. Un banco di prova che in sostanza serve a fare un passo indietro dopo il liberi tutti di quel famoso 18 maggio. L'intenzione però rimane quella di ritenerla un'ordinanza a tempo determinato. Era inutile adottare un provvedimento molto più ampio nel tempo, quindi prolungato nel tempo, 10 giorni, dopodiché il sindaco, che ricordiamo essere l'autorità sanitaria locale, valuterà i risultati di questa ordinanza e poi deciderà sul da farsi. Nessuna violazione è stata registrata ieri, l'ordinanza attende il giro di boa del weekend. Sul territorio, in centro in particolare, continua la collaborazione tra forze di polizia. Se noi verifichiamo tutti i controlli che sono stati fatti da fine febbraio fino ad oggi e parliamo di circa 15.000 persone controllate, devo dire che il numero di sanzioni che abbiamo elevate sono lo 0, qualcosa. Quindi che cosa significa? Che veramente la maggior parte, la stragrande maggioranza dei trevigiani ha osservato le regole. Bollettino della Regione, 3 nuovi contagi e 3 decessi in più tra i pazienti con coronavirus. Sono stati registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, lo rende noto il bollettino della Regione. I casi di positività dall'inizio dell'epidemia salgono così a 19.238, mentre le vittime totali tra ospedali e case di riposo sono ancora 2.002. Cresce nuovamente a 12, quindi più 1, il numero dei ricoverati in terapia intensiva, mentre gli attuali positivi scendono a 575, dunque meno 7. Poi c'è un'altra notizia che arriva dal ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, ovvero in Veneto sono quasi 335.000 i beneficiari del bonus di 600 euro per i mesi di marzo e aprile 2020, un provvedimento che il governo ha voluto mettere da subito in campo per sostenere i lavoratori penalizzati dalla situazione legata al coronavirus. Dunque in 2 mesi bonus di 600 euro, 335.000 ne sono stati erogati. In attesa di collegarci con la dottoressa Pupo, credo che ci sia qualche problema legato all'audio. Vi facciamo vedere un video che è stato preparato grazie al contributo dei Medici con l'Africa QAM per introdurre il tema della giornata del rifugiato, che è proprio oggi, 20 giugno. Estamos nós em direto a partir daqui da Rádio Zambeze FM. As mensagens é verdade, né, no sentido de mantermos a saúde de todo cidadão, a saúde também de todo mundo, naturalmente com esta pandemia que carece uma especial atenção a todos nós. In alcune province, in alcune aree si è diffusa la convinzione che questa malattia fosse esclusivamente la malattia dei bianchi, oppure si è diffuso il messaggio per cui nelle aree calde, dove fa molto caldo, il virus non si propaga. Il fatto di bere alcol perché scalderebbe la persona e di conseguenza il virus morirebbe ingerendo alcol, quindi vi lascio immaginare cosa può comportare, per cui è un proliferare in questo infinito di rimedi tradizionali. Abbiamo appunto nelle città sono comparsi cartelli agli angoli delle strade di guaritori che si vendono come coloro che conoscono il rimedio, la prevenzione o la cura per il coronavirus, tutti elementi sui quali dobbiamo lavorare perché possono causare comportamenti errati che possono avere un impatto importante sulla diffusione della malattia. Noi normalmente in Mozambico lavoriamo tantissimo a livello comunitario, di salute comunitaria, di salute di primary health care, e la prima delle cose da fare è appunto la prevenzione in contesti in cui il trattamento è limitato. Nelle 5 province in cui lavoriamo abbiamo quasi 500 attivisti, abbiamo affittato e equipaggiato le nostre stesse macchine con sound system, promuovendo messaggi corretti su che cos'è il virus, su come si diffonde e su quali sono le misure preventive necessarie. Parallelamente abbiamo organizzato campagne radio, abbiamo registrato messaggi non solo in portoghese ma in 7 dialetti. Uma mensagem do Ministério da Saúde
Saúde, em parceria com Médicos com África. Atualmente, uma doença chamada coronavírus está a espalhar-se por todo o mundo. Coronavírus causa infecções semelhantes a uma gripe comum e pode provocar doenças respiratórias mais graves. Abbiamo contattato il Consiglio Islamico di Cabo Delgado chiedendo e ottenendo il permesso di utilizzare i megafoni, gli altoparlanti presenti nelle moschee, solitamente utilizzati per diffondere il momento della preghiera, per diffondere invece messaggi sul coronavirus. Un espediente tecnico molto, molto utile, perché davvero in quell'area le moschee sono presenti in modo estremamente capillare nel territorio, dove è anche molto difficile arrivare, e questo ci permette però di far arrivare messaggi a popolazioni che magari non ascolta la radio. Stiamo scrivendo con il Ministero e gli altri partner delle linee guida per far sì che gli attivisti svolgano questa funzione fondamentale di sentinella epidemiologica. Cosa significa? L'attivista selezionato e riconosciuto che posso dire un villaggio, un gruppo di villaggi, diventa il punto focale al quale tutte le persone, tutti i capi villaggio devono necessariamente riferirsi qualora nel proprio villaggio ci fossero casi di sospetti, per evitare che la persona con sintomi vada direttamente al centro di salute portandosi dietro il virus e con il rischio di diffusione. Abbiamo creato un centralino telefonico di follow-up, ossia gli attivisti fanno interviste telefoniche diffondendo messaggi sul virus e raccogliendo informazioni di casi sospetti, ossia quello che prima facevano andando casa per casa adesso lo fanno al telefono, e grazie alla fiducia, grazie ai contatti creati nel corso del tempo, sono loro che raggiungono le persone in una possibilità di far cambiare il comportamento delle persone, e mai come in questo caso davvero il comportamento è l'elemento centrale per fermare o arginare la pandemia quanto prima possibile. Proteja-se, proteja sua família, sua comunidade e o país inteiro. Apoiado pelo QAM e Flanders. Allora, Medici con l'Africa QAM, 2000 operatori in 70 anni di storia, operatori che peraltro sono rimasti in Africa anche quando è scoppiata l'epidemia. Il primo caso di Covid-19 registrato nella regione di Gambella in Etiopia era un rifugiato sud-sudanese sottoposto a inizio giugno a controlli sanitari al confine, messo in quarantena alla frontiera. La comunità umanitaria considera i rifugiati particolarmente a rischio con il Covid perché vivono spesso in strutture sovraffollate. I numeri sono questi: ad oggi sono 3.700 i casi di coronavirus confermati in Etiopia, 1.800 in Sud Sudan. Entrambi i paesi hanno vissuto un'impennata nelle ultime 3 settimane. Si teme che i casi possano essere molti di più di quelli dichiarati. Ovviamente i test sono molto costosi. Questo è un po' il tema di cui vogliamo parlare con Don Dante Carraro. Allora chiedo alla regia, siccome stiamo cercando un po' di coordinare i 2 interventi che abbiamo previsto per questo spazio, vediamo se abbiamo Anna Puppo. So che ha avuto dei problemi di audio, non ce l'abbiamo, va bene, allora attendiamo e stiamo aspettando anche Don Dante Carraro, corretto? Non c'è, benissimo, allora lo aspettiamo. Nel frattempo, proprio perché oggi è la giornata del rifugiato, vi facciamo vedere un servizio che abbiamo preparato, viene da Vittorio Veneto, la storia di un migrante, dovrebbe essere senegalese, vive in uno scantinato ormai da 15 giorni, il sindaco pare abbia le mani legate perché questa persona non vuole essere aiutata, uno dei tanti casi di questi invisibili per i quali molto spesso è difficile fare qualcosa. Sono andato a fondo di questa storia attraverso i miei uffici dei servizi sociali e non è stato facile capire. Hanno provato in tutti i modi a offrirgli una vita normale. A 22 anni dice di essere senegalese, ha riferito un nome e un cognome che non esistono, potrebbe essere clandestino. Lo abbiamo cercato in una mattinata di pioggia, ma se n'era andato per tornare probabilmente in serata, come fa spesso. Da mesi vive in uno sgabuzzino sotto la rampa di questo garage. Nulla hanno potuto fare le forze dell'ordine, né i servizi sociali, né la Caritas.
Non si sa cosa fare, non è possibile fare niente, c'è il rifiuto assoluto di interloquire con chiunque e di stare alle regole o di accettare l'aiuto. Il comune di Vittorio Veneto ha allertato anche i sanitari, ma il giovane non è stato definito un paziente psichiatrico, anzi è stato ritenuto in grado di intendere e di volere e per questo nessuna istituzione è titolata per strapparlo a questa vita. Una situazione difficile anche per i condomini che per il primo periodo si sono adoperati per portargli cibo e coperte. Loro stesse si meravigliano che nessuna istituzione intervenga. Io dico che tutte le istituzioni sono intervenute, ma cosa possono fare? È una domanda che me la faccio anche adesso, cos'è che si può fare? Un ragazzo che sembra senza origini, senza identità, ma che potrebbe così aver consapevolmente scelto di vivere in queste condizioni. Se non è psichiatrico, quindi se non si può togliere un'ipotetica capacità di intendere e di volere, se non vuole farsi aiutare, seppur aiutato rifiuta l'aiuto e se ne va da dov'è, è un caso del tutto particolare e assolutamente intrattabile. Questo è quello che è accaduto a Vittorio Veneto, appunto è l'esempio della difficoltà a volte di gestire casi come questi dove non ci sono delle identità, non ci sono dei documenti, non ci sono ovviamente dei parenti, non ci sono tracce e molte volte le istituzioni non hanno la possibilità, non hanno il potere di farsi carico di queste persone. Andiamo con il servizio di Fusina, ditemi di sì oppure proviamo a... È pronto il servizio di Fusina, va bene, allora passaggio alla redazione veneziana con il caso del terminal di Fusina. Il tema è di quelli che tengono banco, ma su dove si debba o si possano organizzare iniziative di confronto su un progetto discusso come il nuovo impianto di termovalorizzazione di Fusina è polemica, dopo che il servizio tecnico e amministrativo dell'istituzione Bosco e Grandi Parchi, ente controllato dal comune, ha negato la possibilità di raccogliere firme contrarie all'impianto per bruciare combustibile da rifiuto e fanghi essiccati nei parchi di San Giuliano e della Bissuola. In questi anni purtroppo la possibilità di confronto dei cittadini è diminuita, quindi è un leitmotiv di questa amministrazione. Pensiamo all'eliminazione delle consulte, anche quella sull'ambiente che sarebbe stata importantissima in questo caso, così come gli spazi dedicati agli incontri dei cittadini, adesso si negano addirittura le raccolte firme all'esterno. Questo è inaccettabile, i cittadini hanno diritto di poter raccogliere le firme e presentare le proprie istanze, sarebbe necessaria una nuova amministrazione che ascolti i cittadini e condivida le scelte. Il permesso a raccogliere firme contro l'inceneritore di Fusina è stato negato per l'argomento di natura politica e la concomitanza con il periodo elettorale. Contro il progetto si sono schierate diverse associazioni e la municipalità di Marghera ha promosso diverse iniziative di confronto, alle quali però non si sono visti rappresentanti dell'amministrazione comunale. Sin dall'inizio ha promosso iniziative di confronto con i cittadini, organizzando 2 incontri a Malcontenta per parlare direttamente quando il comune non si è minimamente mostrato attento a una discussione né con la municipalità e tantomeno con i cittadini. Non si è mai presentato e non abbiamo mai potuto discutere. Ora che i cittadini chiedono di poter dire la loro e raccogliere le firme, riteniamo che sia veramente folle questo atteggiamento, che invece debba essere completamente cambiato con un nuovo modo, anche coinvolgendo le stesse municipalità. Don Dante Carraro, siamo riusciti a raggiungerlo, la tecnologia non sempre ci rende la vita così semplice, io lo ringrazio per essere con noi, ovviamente i collegamenti via Skype. Buongiorno, buon pomeriggio Don Dante, grazie. Buon pomeriggio. Senta, noi ci siamo permessi di far vedere il video realizzato da Medici con l'Africa QAM di come viene gestito in questo momento il Covid, questo bellissimo video che avete realizzato, ma chiediamo a lei un pochino di raccontarci che cosa sta accadendo in questo momento, come i suoi operatori hanno vissuto e stanno vivendo l'emergenza Covid. Sì, il Covid sta crescendo in Africa, i numeri ci sono quasi 300.000 le persone certificate Covid positive. Sappiamo per certo che sono largamente sottostimati perché la possibilità di fare i tamponi è limitatissima, si fa solo nelle capitali e quindi tutta la parte rurale dei vari paesi non viene di fatto testata. Però insomma i casi crescono, stiamo monitorando strettamente anche la mortalità perché
come dire, ancora non si capisce bene quanto incida, se incide con la stessa gravità dei paesi nostri, Italia, Spagna, Gran Bretagna e così via, o se invece, avendo una popolazione più giovane, l'incidenza della letalità sia relativamente più bassa. Sicuramente la gente ha paura, il lockdown è scattato ormai 2 mesi fa, da subito, in quasi tutti i paesi dell'Africa, specie quella subsahariana. Aeroporti bloccati, strade bloccate, scuole chiuse, università chiuse, trasporti interni bloccati. E questa è stata la prima misura di contenimento. I nostri vivono con la gente e vivono questa paura lucida, che vuol dire che li abbiamo aiutati a fare 2 cose nei 23 ospedali. Uno, mettere in sicurezza il personale, quindi materiale di protezione, e dall'altra le unità di isolamento, in modo che i pazienti che arrivano, una volta che fai il triage, cioè che controlli temperatura, tosse e difficoltà respiratorie, i casi sospetti li metti in queste tende laterali all'ospedale, esterne all'ospedale e vicine, in modo che i casi sospetti vengano messi là e tutti gli altri che hanno bisogno di essere curati per le normali patologie, una mamma che deve partorire, un bambino con la malaria, possa accedere all'ospedale sicuro di non prendersi il Covid. Queste sono le operazioni, proprio quelle più di base, che abbiamo fatto e stiamo ultimando a fare in tutti i paesi. Ai video che avete visto un po' riprende proprio questo lavoro che stiamo facendo. Nei 23 ospedali abbiamo tanti operatori giù, dovremmo sostituirli, gli aeroporti sono bloccati ancora, i visti non te li danno di ingresso e quindi stanno facendo le loro fatiche, insomma. Non sono mai tornati, dunque, insomma, dallo scoppio dell'epidemia sono rimasti lì tutti quanti i vostri operatori? Allora, tutti no, il 90% è rimasto là. Quella che noi abbiamo consigliato di rientrare sono state soprattutto le coppie giovani con bambini, perché nel momento in cui la situazione dovesse aggravarsi abbiamo detto dovete tornare, quindi chi in particolare è tornato sono stati in particolare proprio le coppie, quelli con figli, che sono quelli che vogliamo salvaguardare in maniera assoluta. Abbiamo qualche preoccupazione con qualche volontario over 65 anni, sappiamo che il Covid, noi abbiamo avuto dei casi, abbiamo avuto credo siano 6 casi in tutto dei nostri volontari che hanno preso il Covid lì, però l'età media anche dei volontari è sui 40 anni e quindi hanno reagito, abbiamo preso paura magari all'inizio perché avevamo avuto 2-3 giorni di febbre molto elevata, dopo per fortuna l'organismo ha reagito e ne sono venuti fuori, però rimangono, insomma abbiamo anche una decina, 15 di volontari over 65, medici esperti, bravi, gli abbiamo detto di stare molto attenti, 1 o 2 hanno deciso di rientrare, ma per il resto devo dire che ci stanno dando una testimonianza di grande passione di vivere con l'Africa. Dico che molte organizzazioni, penso, lo dico, insomma, ho in mente la Tanzania, molte organizzazioni anche americane e inglesi sono scappate al primo soffio di paura. Devo dire, i nostri sono là, stanno lavorando e stanno vicini alla gente, perché è molto importante trasmettere fiducia e vicinanza alla gente. Perché? Per evitare quelle che noi chiamiamo le morti indirette da virus, vale a dire che ci sono le morti dirette da virus, quelli che muoiono, e ce ne sono stati e ce ne sono a causa del virus, ma le morti indirette, cioè dare fiducia alla gente e dire che le mamme che devono partorire che continuino a venire in ospedale, i bambini che continuino a venire. Stiamo riprendendo adesso le vaccinazioni che erano state sospese. Se tu non vaccini un bambino, fra un anno quel bambino là diventa un peso sanitario per la popolazione, per la gente. Pensiamo ai bambini malnutriti, se tu non vai nei villaggi a fare il controllo del peso e dell'altezza, quello diventa un peso, pensate poi,
insomma, l'HIV, la tubercolosi, certo, i diabetici che hanno malattie croniche che devono essere curate. Specifichiamo, Don questo è il Dante, nostro lavoro quali sono, esatto, specifichiamo ai telespettatori, Don Dante, quali sono le attività, quali sono le vostre missioni in questo momento in Africa, perché voi assistete e istruite i medici sulle procedure, ma non solo. Assolutamente, noi siamo presenti in 8 paesi dell'Africa subsahariana, sono paesi molto disastrati, il Sud Sudan per esempio, un'ostetrica per 20.000 mamme che partoriscono, la Repubblica Centrafricana per dirne un altro, 4 pediatri in tutto il paese, la Sierra Leone dall'altra parte, c'è un anestesista, noi qui abbiamo cominciato a sapere cos'è un anestesista, ecco. L'Africa, 8 paesi, 23 strutture ospedaliere, molto lavoro sul territorio e poi le scuole di formazione, che è importante non chiuderle. Abbiamo 3 scuole grosse, una in Etiopia, una in Sud Sudan e un'altra in Uganda, e poi una facoltà di medicina in Mozambico, dove formiamo infermieri, ostetriche, medici, che diventano poi forza lavoro importante, ricchezza per i propri paesi, perché quello che è importante è dare possibilità di crescita lì dove vivono, perché è quello che fra l'altro ci chiedono in particolare. E tutto questo è importante che durante l'attività del Covid non venga sospeso. Oltre a tutto il lavoro quotidiano che noi facciamo on job training, cioè il training on the job, certo, dove si lavora. Questo è il lavoro, quello più prezioso e nascosto, che continuiamo a fare, ed è importante per questo la presenza anche in questo frangente. Noi siamo medici con l'Africa, vogliamo condividere le gioie, i bei risultati quando ci sono, ma vogliamo condividere anche le paure e le difficoltà quando ci sono. Per questo insomma è molto importante per noi avere lei qui con noi in diretta oggi, che è la giornata mondiale del rifugiato, e poi anche in questo periodo in cui si può donare con il 5 per 1000, insomma è anche una delle possibili destinazioni finanziare il vostro lavoro, anche perché, Don Dante mi corregga, ma insomma i tamponi sono costosi, le strutture sono costose. Come trovate i soldi per finanziare questa attività, soprattutto in questa fase di pandemia? Non solo i tamponi sono costosi, e lo sono, ma anche portare il materiale di protezione. Era vietato trasportare questo materiale fuori dall'Italia. Perché? Perché avevamo bisogno qua. È comprensibile anche, ma questo per noi ha voluto dire uscire sul mercato internazionale, dal Medio Oriente all'Estremo Oriente, al mondo latinoamericano, prima che per esempio il Brasile entrasse in una crisi profondissima, come comprare il materiale fuori, stoccarlo, metterlo nei grandi magazzini che ci sono a Dubai e da lì con i voli umanitari portarli nei paesi. Questo è stato un costo molto pesante che abbiamo subito e che stiamo ancora facendo. Quindi abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Il 5 per 1000 è sicuramente una modalità molto concreta, a basso costo, perché basta solo fare una croce, una sigla, dire Medici con l'Africa. Se andate poi nel sito ci sono anche proprio alcune specifiche molto più anche dettagliate su come poter aiutare la gente. Abbiamo bisogno della vicinanza rispetto a quello che facciamo, gente che creda nel nostro lavoro, e poi anche di una vicinanza concreta, insomma. Ecco. Senta, Don Dante, lei riceverà un'onorificenza al merito, niente po' di meno che dal Presidente della Repubblica. Abbiamo già la data? No, non ce l'abbiamo. Se l'aspettava? No, io quello di cui sono stato contento, e ringrazio tantissimo il Presidente, perché in me vedo l'Africa, sto continente tante volte bastonato e umiliato, e insieme all'Africa sento e comprendo i tanti 300 volontari italiani che sono giù e che sono giù per lunghi periodi, e sento con loro anche i tanti sostenitori che fanno parte della grande famiglia di Medici con l'Africa Cua. In questo senso ringrazio il Presidente per questo riconoscimento, ed è a loro
e con loro che lo sento anche mio. Tra l'altro il Veneto porta una grande percentuale di operatori di tutta la vostra squadra, no? In Africa. Io vedo qui che il 31% circa degli operatori tra sanitari e non viene proprio dal Veneto, poi il resto dalle altre regioni d'Italia, quindi il contributo di questa regione è molto, molto grosso. È una terra tanto generosa, il Veneto lo è stata, e dobbiamo coltivare questo spirito, perché è una ricchezza infinita, nata dentro i nostri territori, le famiglie, le parrocchie, l'università, le scuole, che hanno formato questo spirito di grande generosità, non solo quella economica, di vicinanza, quando si vedono cose concrete, perché dopo noi ci teniamo molto, crediamo sia importante dare segni concreti di dove anche quei soldi vanno a finire, ma poi anche generosità di vite spese, e ne abbiamo tanti di questi esempi, e io anche da prete sono molto riconoscente a questi giovani che ci danno anche un esempio molto bello. Senta Don Dante, l'Africa ha conosciuto Ebola, quali differenze rispetto al Covid? Anche nella gestione dell'emergenza? Sì, io dico due grandi differenze. La prima è che è un virus simile ma che ha caratteristiche diverse, almeno dal punto di vista epidemiologico, cioè l'Ebola era contagiosa ma non tanto quanto il coronavirus. Il coronavirus si diffonde a una velocità proprio perché si trasmette con le goccioline della saliva, l'Ebola si trasmette con i liquidi biologici, il sangue in particolare. Il coronavirus lo prendi in capitale dove c'è un affollamento molto, molto forte, mentre invece l'Ebola la prendi in ospedale perché è lì che c'è particolarmente il contatto con il sangue. E questa è una prima cosa. E poi la letalità che è molto alta, è stata molto alta dell'Ebola, il 60%, 70% delle persone infettate morivano. E il coronavirus ha una letalità sicuramente molto più bassa, anche in Italia che è stata elevata, ma percentualmente rispetto ai casi confermati ha una letalità bassa, molto più bassa rispetto a... Questa è una cosa. E l'altra grande differenza è stato che l'Ebola era concentrata in 3 piccoli paesi. Nel 2015 noi abbiamo lavorato e lavoriamo ancora in Sierra Leone, è un paese piccolo ed era quello, vicino poi c'era la Liberia e la Guinea Conakry, mentre invece il coronavirus ha preso tutti i paesi dell'Africa, e compresi gli 8 paesi dove lavoriamo, e gestirla in contemporanea è stata una grande difficoltà. E poi hanno chiuso tutti gli aeroporti, cosa che non succedeva al tempo di Ebola, dove c'era un controllo e si poteva fare perché era un paese, ma quando è tutto, certo. Queste sono state le vere difficoltà che abbiamo avuto nel gestire. Senta, le chiedo un ultimissimo passaggio ovviamente sulla giornata mondiale del rifugiato. Gli sbarchi ci sono, di fatto ci sono un po' sempre stati, forse erano peraltro diminuiti, ancora morti in mare. Le chiedo di esprimere un suo personale pensiero in merito a questo, e anche che cosa direbbe al paese Italia, no? Che si sta relazionando in questi giorni con l'Europa sui grandi temi, e uno dei grandi temi è anche quello dell'immigrazione. Che anche la migrazione è uno dei temi grandi che stanno segnando il nostro mondo. C'è una migrazione interna all'Africa. Il 90% della popolazione che si sposta è interna all'Africa. Io penso al Sud Sudan, 1 milione è andato verso l'Uganda e un altro 500.000 verso l'Etiopia. E sono tante queste situazioni, in Mozambico al nord, altre situazioni e così via. Quindi è un fenomeno globale, la migrazione. E poi c'è anche qualcuno che attraversa il Mediterraneo. Io non posso non ricordare e pregare per quei 53 che sono morti, sembrano tutti morti l'altro ieri, mercoledì, quando è stato, settimana scorsa, insomma qualche giorno fa, e non posso che affidare. Allora dire all'Europa che come si affronta una grande pandemia come è stata quella del coronavirus, e si affronta solo insieme, così anche il fenomeno migratorio dobbiamo affrontarlo insieme, perché se non lo affrontiamo insieme, lavorando
non è possibile trovare una soluzione. Lavorando, salvando chi perde la vita. Non si può pensare che qualcuno perda la vita. No, il Papa ha detto non possiamo trasformare il Mediterraneo in un cimitero sott'acqua di cui dopo fra qualche anno ci pentiremo tutti, perché io credo che l'animo anche europeo nel suo insieme non possa non accettare tutto questo con quello che c'è stato dopo durante la seconda guerra mondiale e così via. Dico, dobbiamo evitare questo. Chi sta morendo va salvato, e dall'altra dobbiamo dare anche il diritto di restare, quindi investire anche in questo continente che è il continente africano, per dare anche il diritto di poter restare alla tanta gente che chiede di poter restare. Ecco, questi due poli di questo lavoro che va fatto insieme come Europa. Questo è il messaggio che mi sentirei di lanciare, per dare un futuro equo per tutti. Sempre di più diventiamo globalizzati, un virus si è spostato ed è diventata globale, certo, la malattia, e così la soluzione a quella malattia sarà solo globalizzare la solidarietà, globalizzare la solidarietà. Sì. Grazie Don Dante, prezioso il suo contributo, grazie per aver accettato il nostro invito, le auguro una buona giornata, buon lavoro alla sua squadra, Medici con l'Africa QAM, grazie. Grazie, buon pomeriggio, grazie. A lei, il tempo a nostra disposizione è terminato, grazie per essere stati con noi, abbiamo fatto questo lungo passaggio sull'Africa importante in questa giornata mondiale per il rifugiato, la parola del Signore e poi il telegiornale del Veneto, arrivederci.